Allora, ripartiamo dal Colle di San Giorgio, che è uno dei nostri simboli del nostro territorio e della nostra comunità, soprattutto della frazione di Coste. Non è facile organizzare eventi di questo periodo, però essendo all'aria aperta, comunque cercando di mantenere il distanziamento e la mascherina, volevamo ripartire dalla cultura e abbiamo deciso di farlo proprio da qui assieme alla nostra banda. Parte tutto da una festa. Qui storicamente si celebrava perlomeno la Pasquetta, quindi la Pasquetta a San Giorgio per i giovani e per gli abitanti di Maser è un evento imperdibile, era un evento a cui tutti partecipavano fin da bambini con le famiglie, da adolescenti, perché era la prima evasione, diciamo, da casa per uscire la notte di Pasqua, star fuori, dormire fuori nel verde, e quindi ripartiamo proprio da qui, da questa frazione di Coste, molto vicina, che ha molto sentite le proprie tradizioni. Sì, questo diciamo è l'esordio della Proco in Maser, del nuovo direttivo, della nuova presidenza, e vuole essere la prima uscita, diciamo, assieme a quella della settimana scorsa con il concerto della Filarmonia Veneta nella villa di Maser. Questo è il secondo evento, è un evento che ci ha coinvolto per la parte della colazione e che abbiamo accettato molto volentieri, un po' per provarci, un po' per condividere questo momento, che è un momento meraviglioso. Siamo stati fortunati, una giornata bellissima, tanti ospiti, condizioni di sicurezza per il Covid che sono state mantenute, mascherine, distanza, per cui siamo riusciti a fare una cosa assieme alla banda, assieme a 100 Orizzonti, assieme a tutti i partner, le Scarpe Bianche eccetera, una cosa veramente molto, molto ben riuscita. Di questo di oggi nasce dall'incontro e dal pensiero dell'assessore Sartor di far incontrare 100 Orizzonti e la banda di Maser, e soprattutto di farli incontrare in questo Colle San Giorgio, che è davvero un luogo emblematico, simbolico, ma soprattutto bellissimo. Sì, allora abbiamo avuto la difficoltà di iniziare le nostre prove a fine agosto e quindi abbiamo deciso di fare questo concerto ancora non sapendo se potevamo provare, e quindi è stata una scommessa. Abbiamo imparato 3 brani nuovi, quindi non è stato semplice neanche quello, però diciamo che solo l'idea di venire a suonare all'alba, fare un concerto all'alba, ha dato a tutti modo di essere partecipi e impegnarsi molto anche per la realizzazione del concerto, e molto impegno anche a prove che comunque c'è stato, insomma. Siamo ripartiti sì alla grande, è il primo evento che facciamo dal Carnevale di Marghera, è stata l'ultima nostra uscita. Era importante farlo perché quest'anno ricorre il 95esimo di funzione della banda, e era all'inizio saltato un po' tutto, poi grazie al Comune e all'Associazione 100 Orizzonti siamo riusciti a ripartire con questa manifestazione. Ecco. Il punto qui, San Giorgio, rappresenta un po' il paese, perché siamo in collina, vediamo un po' tutto il paese, quindi è bellissimo essere qua. Credo che come un po' per tutti, ecco, poter ripartire e ritrovarci assieme, ricreare legami, sia uno dei desideri grandi che per troppo tempo abbiamo dovuto reprimere. Allora, noi di Scarpe Bianche sempre pronti a promuovere il territorio, non abbiamo di certo aspettato tanto e abbiamo subito aderito a questa iniziativa, accompagnando lungo il percorso i partecipanti e facendo un po' da riferimento perché non si perdessero. Certo che arrivare a San Giorgio è semplice, ma noi siamo sempre pronti a queste manifestazioni, organizziamo anche un paio di manifestazioni noi come Scarpe Bianche, 2 gare qui, una a San Giorgio a settembre e un'altra in Villa di Maser ad ottobre. Quest'anno purtroppo per il Covid niente, ma siamo pronti i prossimi anni per migliorare e comunque sempre disponibili ad accompagnare persone che vogliono conoscere il nostro territorio.